Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Dalla Sicilia allo spazio c'è un siciliano nella missione Artemis 3, la nuova grande avventura che riporterà l'uomo verso la Luna, e Luca Parmitano, astronauta di Paternò, sarà il pilota. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio legati al progetto del ponte. Nel mirino un imprenditore, un avvocato ed un ex magistrato della Corte dei Conti. L'amministratore delegato Ciuccio della Stretto di Messina dice società estranee ai fatti. Ladri seriali di rame in manette, i due erano specializzati in furti di cavi delle colonnine per le ricariche delle auto elettriche. Avrebbero colpito tra le province di Catania e Siracusa 10 punti di ricarica prese di mira. Incendi e intimidazioni a Palermo, colpiti il ristorante Ulisse a Tommaso Natale, un chiosco in allestimento a Vergine Maria. Continua l'escalation del racket. Picchia e dà fuoco ad un uomo al culmine di una lite per il pascolo abusivo di un gregge nelle campagne di Noto, nel Siracusano. Arrestato un 53enne per tentato omicidio. Donna trovata ferita in uno stabile abbandonato a Canicattì, nell'Agrigentino. La 48enne in prognosi riservata all'ospedale Barone Lombardo. L'edificio è stato sequestrato e dichiarato inagibile. A Catania, cittadini infuriati per l'arrivo di bollette Tari con l'acconto in un'unica soluzione. L'assessore al bilancio Marletta precisa: si può comunque rateizzare. Per il calcio slitta ancora il consiglio di amministrazione del Catania. La decisione comunque sul direttore sportivo e allenatore è ormai addirittura d'arrivo. Ancora una buona giornata da Sicilia 24, cominciamo il nostro telegiornale parlando di, della missione Artemis 3 e di un siciliano, di un nostro conterraneo, un catanese che farà parte, l'unico non statunitense a fare parte di questa missione, l'Artemis 3, che porterà di nuovo l'uomo a esplorare la Luna. Parliamo di Luca Parmitano, è stato scelto come pilota della missione. I particolari. Dalle pendici dell'Etna fino alle stelle, la Sicilia torna a guardare la Luna con gli occhi di uno dei suoi figli più illustri. Luca Parmitano, astronauta nato a Paternò, è stato scelto dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Europea come pilota della missione Artemis 3. Uno dei passaggi più importanti del programma che punta a riportare l'uomo sulla superficie lunare. Un incarico prestigioso che premia anni di esperienza, addestramento e missioni nello spazio. Parmitano è stato il primo italiano a comandare la Stazione Spaziale Internazionale e oggi scrive un'altra pagina di storia, diventando il primo astronauta europeo selezionato per la missione del programma Artemis. La missione prevista nel 2027 servirà a testare tecnologie e manovre fondamentali per il ritorno stabile dell'uomo verso la Luna. Parmitano sarà uno dei 4 astronauti a bordo della capsula Orion nel ruolo di pilota. La Sicilia guarda con orgoglio il nuovo traguardo di Luca Parmitano, esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni, ha dichiarato il presidente della regione Schifani su Facebook. Perché in quella missione che avvicinerà l'umanità alla Luna c'è anche un pezzo della nostra terra, partito da Paternò e arrivato fino alle stelle. E ora invece voltiamo pagina, torniamo a occuparci del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma indaga 3 persone per corruzione e rivelazione di segreti proprio nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto per l'infrastruttura. Si tratta di un ex magistrato della Corte dei Conti, tra questi c'è anche questo magistrato, ma anche un ex consigliere di amministrazione fino a qualche mese fa proprio della società. C'è da registrare anche la presa di posizione della Stretto di Messina con la D. Ciucci, che dice che la società è estranea, ma i particolari in questo servizio è di Francesco Triolo. Una nuova bufera giudiziaria si abbatte sul ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto definitivo dell'opera. 3 le persone indagate. Si tratta di Giacomo Saccomanno, avvocato, 71enne nella provincia di Reggio Calabria, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina, di Vincenzo Virgilio, imprenditore, 65enne, reggino, residente a Roma, e di Tommaso Miele, 70enne, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, in pensione dal febbraio 2026. I carabinieri del Ross hanno eseguito perquisizioni tra Roma, Reggio Calabria e Frosinone.
Secondo l'ipotesi accusatoria, i tre avrebbero tentato di influenzare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto del ponte attraverso promesse di incarichi e sostegno per future nomine pubbliche. Contestata anche la presunta diffusione di informazioni riservate sull'orientamento dei magistrati chiamati ad esprimersi sul dossier. L'inchiesta è alle battute iniziali e tutte le accuse dovranno essere verificate nel corso delle indagini e dell'eventuale processo. Diverse le intercettazioni anche ambientali dell'ex giudice Tommaso Miele. Secondo l'accusa, Miele, prossimo al pensionamento, era interessato ad ottenere cariche apicali in organismo di diritto pubblico successivamente proprio alla pensione. Immediata la reazione della società Stretto di Messina, l'amministratore delegato Pietro Ciucci si è detto sorpreso delle notizie emerse, sottolineando che la società è totalmente estranea ai fatti. Ciucci ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con gli inquirenti e ha assicurato che il progetto prosegue nel segno della trasparenza e del rispetto delle prescrizioni degli organi di controllo. Una vicenda però che riaccende inevitabilmente il dibattito sull'opera più discussa d'Italia, mentre il percorso amministrativo del ponte continua tra sostenitori e oppositori, adesso anche una nuova inchiesta giudiziaria. Adesso siamo a Catania, sono state arrestate 2 persone che erano specializzate in furti di cavi dalle colonnine per le ricariche elettriche. Evidentemente puntavano al rame, almeno 10 gli episodi documentati dalle indagini particolari in questo servizio di Desiree Ferlito. Colpivano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche per impossessarsi dei preziosi cavi in rame. È l'accusa contestata a 2 uomini, un 54enne e un 34enne, finiti agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, i 2 avrebbero agito tra febbraio e marzo scorsi, spostandosi a bordo di un'autovettura e prendendo di mira diversi punti di ricarica nelle province di Catania e Siracusa. 10 gli episodi contestati. Obiettivo dei furti: costosi cavi in rame utilizzati per alimentare le colonnine elettriche. Un bottino che avrebbe provocato non solo ingenti danni economici, ma anche pesanti disagi agli automobilisti impossibilitati a ricaricare i propri veicoli. Determinanti per le indagini le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate. Attraverso l'analisi dei filmati, gli agenti della squadra antirapina sono riusciti a raccogliere elementi ritenuti gravi a carico dei 2 indagati, portando la procura a richiedere una misura cautelare. Per entrambi non si tratterebbe del primo episodio. I 2 erano già stati arrestati lo scorso 4 febbraio per un altro furto di cavi in rame all'interno di una cabina elettrica. Torniamo invece ad occuparci delle intimidazioni, degli atti rivolti ai commercianti di Palermo, perché ci sono stati altri incendi e altri attacchi alle attività commerciali. Abbiamo sentito anche il titolare di un ristorante preso di mira, dice: ci state togliendo la pace. Ma vediamo il servizio. Gli uomini del racket delle estorsioni alzano il tiro a Palermo. È stata una notte di paura e di fuoco per 2 episodi intimidatori. Il primo in Piazza Rossi, a Tommaso Natale, dove è stato incendiato l'ingresso del ristorante Pizzeria Ulisse. Si tratta dello stesso ristorante che era già finito nel mirino lo scorso 7 maggio, quando davanti alla Saracinesca era stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile. Stavolta però dalle minacce si è passati ai fatti. Le fiamme sono state appiccate all'esterno dell'esercizio. Sconfortato il titolare, che sui social ha detto: non se ne può più. Ci state togliendo la pace, la serenità e la voglia di lavorare. Sempre nella notte un rogo ha poi distrutto la base di legno di un chiosco che si stava allestendo sulla spiaggia di Vergine Maria, una delle tante attività prese di mira dal racket negli ultimi tempi. Tutto è iniziato a novembre scorso con le bottiglie e la richiesta di pizzo lasciate davanti ai locali di Sferacavallo, poi sono arrivate le sventagliate di Kalashnikov contro una rimessa di auto in via Sferacavallo, il ristorante al Brigantino sempre nella stessa borgata e contro un deposito della Sicily by Car. Un'escalation di episodi, le auto incendiate sempre contro Dragò dopo il distributore a Capaci. Oggi le altre 2 intimidazioni, una sequela di episodi preoccupanti, inquietanti che sta segnando il territorio commerciale di Palermo. Il sindaco La Galla dice: oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che la solidarietà da sola non basta più, ci vuole un intervento straordinario dello Stato. E proprio per questo motivo lunedì sarà a Palermo il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora cronaca da fuoco a Rivale dopo una lite per questioni di pascolo e alla fine le forze dell'ordine sono riuscite a risalire al colpevole che è stato arrestato. Il servizio.
Lo aveva picchiato, gli aveva gettato addosso del liquido infiammabile e gli aveva dato fuoco al culmine di una lite legata al pascolo. Il Tribunale di Siracusa ha confermato l'arresto di un uomo di 53 anni accusato di tentato omicidio aggravato, tentata violenza privata aggravata e percosse nei confronti di un 59enne di Noto. I fatti risalgono allo scorso marzo in questa zona rurale di Siracusa. Qui l'uomo avrebbe percosso il rivale e gli avrebbe dato fuoco, procurandogli gravi ustioni su gran parte del corpo. Inoltre lo avrebbe costretto a non raccontare quanto accaduto con le minacce. Una brutale aggressione scaturita da questioni legate al pascolo abusivo di gregge. Un'indagine complessa, condotta dalla squadra mobile di Siracusa e dal commissariato di Noto, che attraverso intercettazioni ambientali hanno raccolto indizi gravi contro il 53enne in carcere dallo scorso 4 giugno. E a Canicattì, siamo nell'Agrigentina, una donna di 48 anni è stata trovata ferita in uno stabile abbandonato dove viveva da tempo. Ricoverata adesso in prognosi riservata, presenta diversi traumi. I carabinieri indagano per chiarire quanto accaduto mentre l'immobile è stato sequestrato. Davide Sardo. Indagini in corso a Canicattì per chiarire il ferimento di una donna trovata all'interno di questo stabile abbandonato di via Busca a pochi passi al corso Vittorio Emanuele. La donna, una 48enne di nazionalità rumena e senza fissa dimora, è stata soccorsa e trasferita all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. I medici le hanno riscontrato diversi traumi contusivi. Secondo una prima ricostruzione, le ferite potrebbero essere compatibili con una caduta forse avvenuta dopo una crisi epilettica o respiratoria. Al momento però gli investigatori non escludono altre ipotesi. L'allarme sarebbe stato lanciato da alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari della 118 che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno effettuato un sopralluogo nell'immobile e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Dagli accertamenti è emerso che la donna viveva da tempo nello stabile. I vigili del fuoco, dopo le verifiche, hanno dichiarato l'edificio inagibile. Informata la procura di Agrigento, la struttura è stata posta sotto sequestro. A Catania i contribuenti sono infuriati per l'arrivo di bollette Tari con un acconto in unica soluzione. Però abbiamo sentito l'assessore al bilancio Marletta che ha chiarito: è una disposizione dell'ARERA e si può comunque rateizzare. Tonino De Mana. Dalla Tari tra le più alte d'Italia alla scelta forzata dell'acconto sulla tassa di rifiuti 2026 in un'unica soluzione. Non arrivano buone notizie per i contribuenti catanesi, con centinaia di famiglie e di imprese che stanno già affrontando enormi difficoltà economiche. A Palazzo dei Chierici, sede dell'ufficio preposto, è un continuo via vai di gente. Per molti l'umore non è certo dei migliori. Bisogna dare un po' più agevolazione alle persone, che non c'è solo la Tari da pagare. Acconto Tari in un'unica soluzione, cosa ne pensa? È sbagliatissimo. E come fanno le famiglie in un'unica soluzione? A sgombrare il campo dalle polemiche e a fare chiarezza ci pensa direttamente l'assessore comunale al bilancio Marletta. Sono cambiate le modifiche, abbiamo dovuto attendere, quindi non eravamo pronti per febbraio, che è la prima scadenza, per inserire queste modifiche perché l'ARERA ancora non le aveva mandate. Quando le ha comunicate noi abbiamo dovuto fare la scelta di cumulare le due rate. Marletta rassicura comunque i contribuenti che potranno recarsi negli uffici competenti per chiedere di rateizzare la bolletta. Il termine del 30 giugno è indicativo, non è perentorio, quindi chi non avesse la possibilità di pagarla in un'unica soluzione del 30 giugno lo può pagare dopo, ma soprattutto abbiamo chiesto agli uffici che lo stanno già facendo di consentire di pagarli in più rate. La gente che si vede recapitare questa bolletta cosa deve fare? Chi lo può fare paghi chiaramente regolarmente appena può. Chi avesse difficoltà può pagarlo anche qualche giorno, con qualche giorno di ritardo. Chi invece vuole mantenere le due rate può fare richiesta e verrà autorizzata. Alla base restano i soliti problemi legati all'elevato numero di evasori. Ma parliamo ancora di caos bollette. Stavolta siamo nella provincia, sulla zona ionica per l'appunto. In diversi comuni la gestione del servizio idrico e di depurazione è passata alla SIE, Società per Azione. Il risultato: errori nelle fatture, depositi cauzionali non dovuti ed importi stratosferici. Con le nostre telecamere siamo andati a riposto. Il servizio è di Emanuela Corsi.
Quando mi dovrebbe arrivare l'acqua? Devo lavorare solo per l'acqua. In diversi comuni del Catanese è scoppiato il caos bollette idriche. Da alcuni mesi non sono più gli enti a gestire direttamente il servizio idrico e fognario, ma la SIA SpA, società a capitale misto pubblico-privato. Un passaggio di gestione che ottempera ad un obbligo di legge, ma che per i cittadini si sta rivelando un vero e proprio salasso. Io in un anno pagavo 120 euro. Adesso? Ora moltiplico per 3. Siamo a Riposto, comune marinaro della provincia di Catania. Qui da giorni si parla soltanto di una cosa, le bollette dell'acqua. Hanno preso solo il numero del pontatore e dopo un mese è arrivata la bolletta da 1.000 e passa euro. Sono ladri, perché in 3 mesi è arrivata una bolletta molto eccessiva. Di quanto circa? Tanto. Tipo? 5.000? 850 euro, 3 mesi. 240 euro di cauzione solo. Al centro delle proteste dei cittadini ci sono soprattutto le numerose segnalazioni relative a fatture considerate anomale, sproporzionate rispetto ai consumi reali, ma anche le difficoltà ad avere chiarimenti o assistenza attraverso sportelli, call center e canali telematici spesso inefficaci o irraggiungibili. Lei ha provato a contattare questo gestore? Sì, ho provato notevoli difficoltà. Anche noi abbiamo provato a contattare la SIA. Siamo spiacenti. I tempi di attesa hanno superato il limite consentito. La preghiamo di riprovare più tardi. Grazie. Il sindaco Davide Vasta per 2 volte ha diffidato il gestore e ha sollecitato un'interrogazione parlamentare. Sospendete le bollette perché la gente è esasperata. Tra l'altro, non avendo un servizio di assistenza al pubblico decente, le file sono di 70, 80, 90 persone avanti che aspettano di poter parlare con la SIA, perché poi al telefono e alle PEC io guardo la telecamera e parlo con quelli della SIA che mi dicono noi rispondiamo a tutti, voi non rispondete a nessuno perché le prove le fanno tutti e non funziona. Il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta Corte dei Miracoli della Procura di Caltanissetta. L'indagine riguarda irregolarità nella gestione del CEF Pass con particolare riferimento a incarichi, consulenze e appalti che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero fornito interessi riconducibili ad un deputato regionale. Nell'ambito dello stesso procedimento la Procura ha richiesto per Capodieci gli arresti domiciliari. Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi le altre notizie. Siamo di nuovo insieme. Dal dolore di una famiglia nasce una speranza per altre vite. Dopo la morte del giovane Andrea, i familiari hanno scelto la strada della donazione degli organi. Siamo a Caltanissetta, ci racconta tutto Rita Cinardi. Stringono tra le mani la fotografia del loro ragazzo e non riescono a trattenere le lacrime. Un dolore immenso, quello di una famiglia che ha perso un figlio troppo presto. Eppure, nel momento più difficile, ha trovato la forza di compiere un gesto straordinario. I familiari del 16enne di Bonpietro, Andrea Riggio, morto dopo un tragico incidente avvenuto appena 4 giorni fa in via Vassallo, in pieno centro città a Caltanissetta, hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi. Una decisione che consentirà ad altre persone di avere una nuova possibilità di vita e che forse un giorno potrà regalare un po' di conforto anche a chi oggi non riesce a darsi pace. Era il volere di nostro figlio. Noi siamo, sia io che mia moglie, ma anche mio figlio a soli 16 anni, dei soccorritori delle misericordie. Non l'abbiamo nemmeno discusso con mia moglie, ci siamo guardati in faccia e abbiamo scelto di dare continuità al nostro figlio con gli organi che possono servire ad altri ragazzini. Un gesto di grande generosità, elogiato anche dal direttore del presidio ospedaliero del Sant'Elia, che ha voluto esprimere la vicinanza dell'intera struttura sanitaria alla famiglia. Profonda gratitudine nei loro confronti in un momento in cui le donazioni degli organi sono in calo. Eppure quell'incidente si poteva evitare. Lo stesso papà di Andrea ha fatto un appello al sindaco sulla viabilità per fare in modo che tragedie come questa in futuro non si ripetano. Abbiamo fatto un appello al sindaco per cercare di limitare altre vittime e non ci siano altri genitori che piangono i propri figli, solo questo, di dare un'attenzione maggiore alla viabilità. Torniamo adesso alle agenzie. Si è finto appartenente alla Guardia di Finanza per convincere un'anziana a consegnargli gioielli e denaro contante, ma è stato arrestato in flagranza dai veri finanzieri al momento del ritiro. È accaduto a Ragusa. L'uomo che è stato arrestato è un 33enne residente a Belpasso.
E ora l'altra faccia della festa avvenuto a Catania, la festa di fine anno a Catania, spray di vari colori e uova contro la polizia municipale, imbrattate le auto e anche le divise di servizio, goliardia e follia. Tutto questo a largo Rosolino Pilo. Sentiamo Tonino De Mana. Può una festa di fine anno scolastico degenerare? A Catania sì. È successo questa mattina a largo Rosolino Pilo, dove gli studenti del liceo classico Cutelli si sono scatenati andando ben oltre il limite. Vernice di ogni tipo e colore è stata scagliata contro le auto della polizia municipale che si trovano in piazza per presidiare la zona. In poco tempo, dallo spumante e dai festeggiamenti, si è passati ad un intollerabile assalto alle forze dell'ordine, in primis agli agenti della municipale, ma anche alla polizia di Stato. Il fenomeno, nato come goliardie e diventato virale online in poche settimane, ha spopolato tra maturandi e studenti delle scuole superiori. Non solo acqua, ma anche colore per lasciare un segno visibile. Di visibili però ci sono i segni inqualificabili sulle auto e sulle divise degli agenti in servizio, che hanno dovuto pure subire un fitto lancio di uova. Condivido la festa, ma c'è un limite, è il commento sui social di Carmelo Coppolino, assessore con delega alla polizia municipale. La scena è stata filmata dalla scientifica, i protagonisti dei lanci rischiano una denuncia per oltraggio, violenza pubblica ufficiale e danneggiamento di veicoli di servizio. Ancora una breve sosta e poi ci occuperemo di calcio. Adesso siamo al calcio, come anticipato il Catania sta definendo in queste ore quelle che sono poi le operazioni più importanti per la prossima stagione. Ci riferiamo evidentemente alla scelta di tecnico e anche direttore sportivo. Il consiglio di amministrazione del club rosso-azzurro programmato per lunedì è slittato e entro comunque questa settimana, al massimo nei primi giorni della prossima, ci saranno queste decisioni, ma i particolari sentiamo in questo servizio del nostro Francesco Triolo. Il mistero del CDA programmato, ancora ufficialmente non tenuto. Da lì, da quel contesto, dovrà passare il piano di investimenti e di programmazione del Catania per la prossima stagione. Da lì si potrà capire budget, obiettivi e uomini sui quali il presidente Rosario Pelligra conterà per rilanciare le ambizioni del Catania. Alcune scelte sono state già fatte, altre delineate, pronte per essere messe in pratica. Intanto si parte dal budget. Pelligra ne ha parlato durante la sua visita a Torre del Grifo, che diventa centrale nel futuro del Catania, tanto che sarebbero stati destinati 4 milioni di euro alla sua ristrutturazione, almeno inizialmente. Il Consiglio d'amministrazione poi dovrà delineare anche introiti, diritti, sponsorizzazioni, contratti da risolvere e altri da definire, e qui entra in gioco anche il discorso tecnico. Il direttore sportivo è ormai in pectore con Fortunato Varrà, che lavora da qualche settimana alla costruzione del nuovo Catania, a cominciare da una nuova guida tecnica. Tutte le strade portano a Fabio Caserta, allenatore che conosce l'ambiente, ha visto la squadra nelle ultime partite, conosce il campionato e soprattutto lo ha vinto. I tempi stanno stringendo anche per passare dalla programmazione alla fase operativa, perché la stagione ha già le prime date. Il 9 agosto è quella del debutto ufficiale in Coppa Italia. Vicenza-Catania, chi vince affronta il Parma. Insomma, la stagione è appena finita, la prossima sta per iniziare. È proprio così, la prossima sta per iniziare il campionato, come stabilito dalla Lega Pro, comincerà il 23 agosto e terminerà invece il 25 di aprile. Ci fermiamo qui per questa edizione di Sicilia 24, è tutto, grazie, auguro a tutti voi la buona giornata, fra poco c'è la rassegna stampa curata oggi dalla collega Lorena Dolci, tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.